Il tempio votivo, voluto al Lido di Venezia nel 1916 dall'allora patriarca di Venezia, cardinale Pietro La Fontaine, come voto alla Madonna per invocare la protezione della Vergine sulla città durante la Prima Guerra Mondiale, è stato finalmente, dopo una lunga attesa, riconsegnato alla città di Venezia dal Veneto. Commozione ed attesa erano palpabili tra la gente che è arrivata a gremire tutto il piazzale esterno all'edificio durante la benedizione ufficiata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Ad avere un ruolo determinante per questo restauro è stata la Regione Veneto, rappresentata dall'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, che ha concesso un finanziamento importante di 1.300.000 euro, senza il quale l'operazione di recupero non sarebbe mai stata possibile. Il motivo è cosa rappresenta il tempio votivo, cioè non solo per il Lido o per Venezia, ma per l'Italia intera. Cioè, raccontiamo tanta gente che è morta nella Grande Guerra per la libertà. E questo, la parte alta, proprio sotto la cupola, è chiusa da 50 anni. 50 anni per risolvere questa roba qua. L'abbiamo riaperto. L'edificio, oltre ad essere sacrario militare dove riposano 3.790 caduti delle due guerre mondiali, tra le quali la medaglia d'oro Nazario Sauro, sarà un centro di documentazione e studio anche multimediale sulla storia della Grande Guerra e potrà ospitare, oltre alle celebrazioni liturgiche nel piano superiore, anche altre iniziative culturali, conferenze ed incontri. Un luogo, insomma, aperto alla popolazione. Sarà fruibile? È fruibile? Ah sì, è aperto alle persone aperto con tutta una specie di norme, insomma, con delle regole che La vengono messe. convenzione è già operativa. Sì, direi proprio di sì. Poi adesso lo stiamo formalizzando.